Signore e signori, un nuovo appuntamento con Mister Mario Da Vinci. Ciao a tutti, ciao, Salve. ciao. Mario, ben ritrovato in una puntata incredibile oggi, una puntata che io definisco swing, perché è una puntata, ecco come si vede alle tue spalle, in cui parleremo delle orchestre. Le grandi orchestre. Orchestre americane, orchestre che tu hai conosciuto come no. e che magari ci puoi raccontare qualche aneddoto che a noi umani non è stato possibile vivere, perché le esperienze tue sono innumerevoli. Io ho incontrato i più grandi maestri e ne sono fiero, felice e onorato di aver cantato con questi grandi della musica internazionale come Johnny Douglas, che stavo insieme alla United Artists Americana, e quindi automaticamente oltre a conoscere questi grandi maestri americani, Johnny Douglas e tanti altri, noi abbiamo dei maestri illustrissimi in Italia. Abbiamo avuto come Gordy Kramer, Zuccheri, Gianfranco Intra e tantissimi altri personaggi della musica leggera italiana. Io sempre sei il fatto di essere un po' curioso su queste grandissime tue emozioni che hai avuto. Tu mi sembra che hai cantato con un'orchestra di oltre 100 elementi. Sì, a Londra, alla Chapel di Londra, io stavo con la United Artists Americana e poi volai proprio a Londra alla Chapel per fare questo disco con 100 persone di orchestra, e c'era Johnny Douglas, autore, scrittore, grande maestro, che aveva fatto centinaia e centinaia di colonne sonore in tutti i film internazionali. Ma allora non esistevano, come vedo adesso, i cantanti che hanno gli air monitor nelle spie, nelle orecchie. Sentire un'orchestra pulsante dietro 100 elementi è un'emozione incredibile. No, io mi emozionai proprio talmente, perché io stavo chiuso in una cabina dove non si girava si faceva prima la base, poi si cantava, poi ci fai un finale, dopo rimane fai tutto live. Fai astro. Là no, io dovetti fare 12 canzoni con grande orchestra in diretta, figurati, il cuore mio batteva a 2000 all'ora. E questo maestro che parlava solo inglese, e a un certo punto io dissi: dove mi trovo? Ma sono in orbita qua, insomma. Ho avuto queste grandissime emozioni. Allora, questa puntata dove parleremo delle orchestre americane, noi la iniziamo con un grande che di queste orchestre, voglio dire, le conosceva bene, che è Frank Sinatra, cui abbiamo anche dedicato un'altra puntata. Però poi da te, italo-americano, posso dire italo-americano, ci ascolteremo una canzone che si chiama Angelina. Allora, se sei d'accordo, io direi di far iniziare questa puntata sulle orchestre a Frank Sinatra e poi ci ascoltiamo Mario in Angelina. Prego, regia. Angelina. New York, New York. Wait a minute. New York's a hell of a town. The Bronx is up and the Battery's down, and the people ride in the hole in the ground. New York, it's a hell of a town. Per vedere solo te, per restare insieme a te, Angelina. Angelina, io vengo in questa pizzeria, a quintali mando giù pasta asciutta con ragù, Angelina. Angelina, sei la mia grande simpatia, ti voglio bene, Angelina, io t'adoro, t'adoro insieme coi spaghetti al pomodoro, è una
spiato mi incatena, oh Angelina, presto portami da ver. Non temere, resto qui finché mi dirai di sì, Angelina. Angelina, io resto in questa pizzeria, il tuo amore, oh cara mia, mi fa bere e poi mangiare, un giorno mi farà scoppiare. Ti voglio bene, Angelina, io t'adoro, t'adoro insieme, noi spaghetti al pomodoro, è una passione che sul piatto mi incatena, oh Angelina, presto portami da bere, non temere, resto qui finché mi dirai di sì, Angelina. Angelina, io resto in questa pizzeria, il tuo amore, oh cara mia, mi fa bere e poi mangiare, un giorno mi farà scoppiare. Ti voglio bene, Angelina, io t'adoro, t'adoro insieme, coi spaghetti al pomodoro, è una passione che sul piatto mi incatena. Angelina, Angelina, all right, all spaghetti, right. pomodoro, pizza, solo mare, bandolina. Questa canzone nacque proprio Sì. nel dopoguerra, sì, È vero. gli americani sbarcavano e nacque questa canzone che la faceva Lou Monde, Dean Martin e tanti certo. altri grandi personaggi del mondo americano. Che poi veramente andava di gran moda l'italo-americano, ovviamente. Sì. E tu ricordiamo che tu a New York sei stato e lì proprio a New York nacque tra l'altro tuo figlio Sal, no? Sì, Sal nacque nel 69, proprio nel cuore di New York. Ma guarda. Allora, e parliamo adesso però sempre delle orchestre. Abbiamo dato il là a questa puntata delle orchestre, ovviamente con New York, perché ci sembra anche un po' veramente il massimo delle orchestre lì, Vedere no? Frank Sinatra. E continuiamo ancora anche con Frank Sinatra per questa orchestra, perché parliamo di una canzone che tu hai poi registrato in italiano, la versione in italiano di Dream. Sogno, che poi è solo un sogno, è la versione in italiano. Canzone bellissima, canzone fantastica, che devo dire nelle versioni italiane non perde molto, non perde il suo valore. Sai, molto spesso la traduzione capita che sono state anche delle traduzioni in italiano un po' scadenti, invece di queste qui erano fatte bene, anche in italiano erano belle. Sì. Anzi, voglio ricordare il maestro Tony Iglio, che è uno dei più qualificati maestri napoletani, che ha scritto tantissimo per me e fece questo arrangiamento, anzi tantissimi arrangiamenti di questo genere. Allora facciamo una cosa, ascoltiamoci anche qui come facciamo spesso. Tra l'altro tu sei elegante con Frank Sinatra, oltre alla bellissima voce condividete anche l'eleganza e lo smoking, quindi possiamo iniziare con Frank Sinatra che canta Dream e poi Mario Da Vinci nella versione italiana Solo un sogno. Cominciamo a sentire Sinatra. Dream when you're feeling blue. Dream, that's the thing to do. Just
watch the smoke rings rise in the air. You'll find your share of memories there. So Vivi solo in me. Tu non esisti a dream when you're feeling blue. Dream, that's the thing to do. Just watch the smoke rings rise in the air. You'll find your share of memories there. So vivi solo in me. Tu non esisti ancora. Sei solo un sogno che finirà, che svanirà. Solo un sogno che finirà, che svanirà. Incredibile, bellissimo vederti con alle spalle Frank Sinatra in questa canzone bellissima. Il sogno di Mario Da Vinci. Dai, te la butto così. Che oggi qual è il sogno tuo? Ce l'avrai perché sei sempre stato un uomo pieno di sogni e ancora oggi ce n'è qualcuno. Il mio sogno è quello di aver inciso questi brani e di sognare sempre Certo. attraverso queste canzoni. E oggi è un sogno che sto cantando per il mio pubblico queste canzoni. Vedi, questo mi piace perché i tuoi sogni sono realizzati. Questa è la storia di un uomo che ha realizzato dei sogni, perché ragazzi, cioè, Io oggi obiettivamente... mi sento Mario Da Vinci. Esatto, e non quello è... che è nato con questi brani, quello che è nato con il bel canto, quello che è nato studiando
e dare qualche cosa di più al mio pubblico. Questo è il sogno. È un sogno che realizza sempre e questo è un bel insegnamento da parte di Mario Da Vinci. Ma noi andiamo avanti nel nostro percorso legato a questa puntata alle grandi orchestre, ai film americani. Questo è un film perché T for Two, Te per due, era un bellissimo film con una bellissima Doris Day, un'attrice americana fantastica. Come no, E questa canzone, tra l'altro, tu l'hai portata a successo appunto nella versione italiana Te per due. E, tu che sei napoletano, a te piace il caffè? Che è sto te? In americano gli americani dicono T for two. T for two. Lui dice Ramon te per due persone. Senti, allora noi questa canzone ce la ascoltiamo, ma come sempre facciamo spesso nelle nostre puntate, ci piace farti cantare insieme a questi grandi. Cominciamo a vederla cantata da Doris Day proprio nel film. Poi entrerà la versione italiana di Mario Da Vinci con Te per due e poi seguiteci perché c'è una chicca simpatica, perché questa canzone che sicuramente tutti ricorderanno appena sentiranno il motivo, verrà ballata da due personaggi un po' atipici. Ci ascoltiamo T for Two, Te per due, Mario Da Vinci, ma prima Doris Day. Picture me upon your knee with tea for two and two for tea, just me for you and you for me alone. Nobody near us to see us or hear us, no friends or relations on weekend vacations. We won't have it known, dear, that we own the telephone. Col pensiero vagare lontano, restare vicino, le mani in mano ed aspettare i sogni del domani. Tu con me, io solo con te, un angolino per il tè, il mondo intero è solo per me e per te. Vagare lontano, restare vicino, le mani in mano ed aspettare i sogni del domani. Tu con me, io sono con te, un angolino per il tè, il mondo intero è solo per me e per te. Te per due, T for two. Con un... Ti è piaciuto quel balletto del cartone animato? Stupendo, stupendo, veramente stupendo. Dai. Ho detto, sto sognando. No, ti facciamo, non ci bastava farti cantare con È Doris vero Day. che siamo in diretta televisiva con questo pubblico, dare qualche cosa di bello, e questo è un sogno bellissimo. Ti ringrazio perché ci stiamo divertendo insieme a te. Ci stiamo divertendo e c'è il sorriso, perché Mario Da Vinci, ragazzi, è un uomo che sorride e questa canzone casca a pennello perché parliamo di Smile. Smile, una canzone fantastica, una canzone che negli ultimi tempi è stata anche incisa da Michael Jackson. Come no? Questo è del grande Bravo. Charles Chaplin. Esatto, di Charlot, che la usò
come musica in un suo fantastico film che è Tempi moderni. Questa versione in italiano invece ha preso il nome che si chiama Se mai... come questa... Se ti parlassero di me. Se ti parlassero di me. Se ti parlassero di me. Non lo so che cosa diresti tu. Ma io penso che di Mario Revegi si parla bene, si può parlare solamente bene, e si parla bene e si parla In con americano poi è smile. smile, sorriso, e sì. poi questo smile è diventato anche un'icona oggi per noi dico, per i giovani, scusa dico noi, ma comunque la faccina gialla col sorriso viene detta smile. Allora noi ci ascoltiamo questa canzone cantata da te, una versione in italiano, e prima però te la faccio sentire un po' di musica e ti faccio accompagnare da Charlie Chaplin. Prego. Parlassero di me, chi lo sa se in fondo a te troverai un sorriso per me, anche se già da troppo tempo ormai il silenzio tra di noi, io ti penso ancora assai. Casomai ti parlassero di me, spero che ricorderai quello che sono stato per te, anche se hai sofferto più di me, spero che ti riuscirà di sorridere per me, mai ti parlassero di me, spero che ricorderai quello che sono stato per te, anche se hai sofferto più di me, spero che ti riuscirà di sorridere per me, Che capolavoro! Che bello, che bello. Capolavoro! Mi ricordo quando ero ragazzino, perché io ho visto un film che era stupendo, Luci della ribalta, ti ricordi? Come no? E come quindi ho no. visto Charlie Chaplin, uno dei più grandi Che comici, emozione, come noi abbiamo Totò, che è beh. uno dei più grandi comici del mondo. Poi sì, assolutamente. L'America aveva no, ma Charlie Chaplin, noi in Italia e nel mondo abbiamo Totò. assolutamente sì, ma è stato veramente, credimi, emozionante sentire la tua voce su Charlot che andava via e camminava. Bellissimo, veramente bello. Io ti posso dire che sono veramente felice, felicissimo
di cantare questi brani come no. all'indirizzo del mio pubblico che mi certo. segue da molti anni. Ma io penso che il pubblico sarà ancora più felice di sentirli e vederti. Ma allora, guarda, noi siamo in conclusione di questa, purtroppo siamo in conclusione di questa puntata dedicata a queste orchestre. Sentite questi fantastici archi, violini che veramente eccezionali. Ecco qua per esempio vediamo un'orchestra di un grande personaggio che è Glenn Miller. Uno dei più grandi musicisti che purtroppo ebbe una sfortuna di cadere giù con l'aereo nel periodo degli americani, diciamo, della guerra. Eccolo qua, lo vediamo, vedi, lui infatti, andava a suonare, ecco, lui è qui, vedi, i militari, con le i soldati truppe qua, americani, infatti, insomma, Glenn Miller durante la seconda guerra mondiale. Senti, chiudiamo qua, chiudiamo con un altro pezzo eccezionale che è Smoke Gets Your Eyes, che è Fumo e niente più, nella versione in italiano. Fumo negli occhi. Fumo negli occhi. Fumo e niente, esatto, fumo negli occhi. Allora, questa canzone, iniziamo con il tema con un bel trombone e poi dopo entra Mario Da Vinci che la canta e vedremo anche un bel balletto di un grande che è Fred Astaire e anche la sua compagna che era Ginger Rose, compagna di basso. Scusami, io voglio dare lustre ai nostri grandi maestri che io ho avuto la fortuna di cantare, che sono anche napoletani, perché noi abbiamo avuto per eccellenze esempio, enormi. il maestro Toniglio che ha arrangiato questi brani con tanto amore,